Siamo qui con Andrea Dell'Aria, è terminata con il risultato di 3-2 questa prima giornata che ha visto protagonista CUS Palermo contro Polistena. Ti chiedo subito, Andrea, com'è stato il ritorno appunto in campo e poi ti dico, l'ultimo gol, sei stato l'autore dell'ultimo gol che hai fatto vincere la tua squadra. Buonasera a tutti, è stato un bel ritorno, soprattutto perché abbiamo portato i 3 punti a casa e pure perché ho fatto l'ultimo gol, è stato emozionante. Che obiettivi ti poni per questa stagione? Perché era iniziato un po' così la partita, poi è stata molto tosta, però la siete riusciti a riprendere e poi l'avete portata anche a casa. Sì, come partita è stata abbastanza tosta, siamo andati sempre sotto, poi siamo andati sopra nel 3-2 agli ultimi 4 minuti. È andata bene, ringraziando Simo. Anche qui nelle zone interviste del CUS Palermo, del palazzetto del CUS, Davide Cottone, che per noi è stato l'MVP del match, sblocca la gara in un momento difficilissimo perché il CUS era sotto di 1-0, hai trovato tantissime trame di gioco e poi attentissimo in fase difensiva. Raccontaci la tua partita. Allora, intanto buonasera a tutti, niente, è un'emozione indescrivibile perché da quasi 2 anni che non provavo un'emozione del genere, perché ho avuto la rottura del crociato 2 anni fa e quindi è stato un po' un calvario. Ritornare oggi di nuovo in B, la prima partita, e segnare è stato qualcosa di indescrivibile. Sicuramente, come dici tu, segnare dopo un lungo periodo di stop fa sempre bene, soprattutto al morale. Ti chiedo questi obiettivi che ti poni per questa nuova stagione, perché lo sappiamo, il campionato di Serie B è lungo ed è un campionato davvero tosto. No, come obiettivi personali non ce n'è. Come obiettivi di squadra abbiamo l'obiettivo di salvarci e speriamo di raggiungerlo il prima possibile. Sicuramente il prossimo turno Mister Isgro appunto cercherà di vedere quello che forse nel primo tempo non è andato, però sicuramente quello che vi ha caratterizzato positivamente è stato il secondo tempo, perché ci avete creduto, avete trovato il pareggio e poi l'avete anche vinta, come ho detto al tuo compagno. Sì, sicuramente non è una scusante, però oggi c'eravamo molto caldo, quindi nel primo tempo è stato abbastanza difficile anche respirare.